Parlando liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'editorialista del giornale Filippo Facci, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Filippo? Sono in collegamento, sono qui, ti ascolto. Bentornato su Radio Libertà. Allora, io avevo piacere oggi di fare questa chiacchierata con te, anzitutto diciamo stimolato da un pezzo che tu hai scritto nei giorni scorsi, un pezzo diciamo lievemente controintuitivo rispetto a certo baccano ideologico che è andato in scena in queste settimane, che si è sovrapposto a un fenomeno, come dire, concreto, tragico, viceversa, ovviamente, che va colto nella sua tragicità, e cioè le vite cancellate, insomma le vite spesso anche delle donne cancellate. Ma il tuo pezzo, che appunto, perché dico controintuitivo? Perché tu dici, guardate che i femminicidi sono in calo costante, certo. E neanche dall'altro ieri, diciamo. Ci vuoi spiegare un po' questa scissione tra realtà e ideologia? Ma guarda, io cerco di farlo da anni, però niente, non ci vogliono sentire. Cioè, io cerco semplicemente di mettere giù i dati che riguardano la tendenza dei femminicidi, degli omicidi in famiglia e tutta un'altra serie di cose, degli omicidi delle donne, che sono una cosa diversa dai femminicidi, posto che si accetti questo termine orrendo che femminicidi, perché secondo me esistono gli omicidi e basta, però questo sia detto inter nos. Sono sufficientemente gravi, però, diciamo, di per sé. Sì, insomma, gli omicidi degli esseri umani sono abbastanza gravi. Dopodiché, secondo me, sto facendo la tipica premessa, quella che fanno in televisione, no? Certo. Come si dice, tutte le battaglie, le campagne vanno bene. Se uno vuol fare la battaglia per le donne uccise dai loro partner o ex partner, la faccia benissimo. Una volta c'era la battaglia per salvare le balene, adesso altri si inventano quella per salvare le api. Vabbè, vanno tutte bene, sono quasi tutte buone le campagne, ma non dite balle. Non c'è bisogno di inventare bugie, di inventare dei dati per sostenere una campagna. La realtà, la verità è più che sufficiente per portare avanti una campagna, perché se i femminicidi sono calati, vuol dire che sono calati, punto. Anche se non ti fa venire bene la maionese ideologica da pronunciare nella giornata contro la violenza delle donne. Ma la verità, ecco, magari non tutti hanno visto questo articolo, anzi, è che in Italia i femminicidi sono in calo, sono calati, quindi gli omicidi di donne anche, chiariamo sempre perché anche io ti giuro non è tanto tempo che l'ho capita la differenza, il femminicidio è soltanto quello che viene perpetrato insomma, una donna venga uccisa dal marito, dal fidanzato, dal partner, oppure da quello che lo è stato e che insomma l'ex partner che lo perseguita. Quindi gli omicidi di donne sono semplicemente donne morte, comunque sono calati anche quelli di uomini, se non dà fastidio dirlo, e gli omicidi in ambito familiare, insomma parricidi, insomma madri che uccidono figli, viceversa, insomma, che sono gli unici che in Italia si mantenevano stabili negli anni scorsi, perché calavano anche quelli. Tutto il resto cala, ma questi qui, ecco, rimanevano, come dire, percentualmente stabili. Comunque no, va bene, gli omicidi in ambito familiare sono calati anche loro. Questi sono i dati, insomma, ecco, chiariamo anche l'origine. Non so se vogliamo annoiare l'ascoltatore, ma perché potrei anche spiegare dove ho preso questi dati. Ma no, però, credo che sia utile. No, ma insomma, cioè io guarda, adesso aspetta che ecco, sono andato all'articolo direttamente perché non me la ricordo a memoria, ma è per far capire che siccome ti accusano sempre di avere i dati sbagliati, no, i tuoi dati sono faziosi, tutti qua sono. Allora,
Ministero dell'Interno, quindi Direzione della Polizia Criminale e Servizio Analisi Criminale, i cui dati attingono alla banca dati delle forze di polizia, che a sua volta fa un confronto con i presidi territoriali e l'Arma dei Carabinieri. Poi, siccome nel corso di un anno i dati possono cambiare perché fanno le indagini e viene fuori magari che un femminicidio non era un femminicidio o viceversa, il servizio analisi criminale periodicamente confronta i dati con il sistema di indagine, quello che chiamano SDI. Sì. Insomma, diciamo che la fonte è buona, mettiamola così, non è che me l'ha detto mio cugino. No, non è un gruppuscolo, diciamo, macista, sessista, insomma. Ecco, quindi, insomma, alla fine, se sono prolisso dirmelo, si è passati da 176 omicidi del 2023, nel periodo gennaio-fine giugno, a 141, e dei 176 omicidi 49 riguardavano donne. Insomma, non ho voglia, ti dico la verità, di mettermi qua a dire, secondo me si addormentano anche quelli che ascoltano, se faccio solo numeri. No, però è sufficientemente chiaro, certo. No, però insomma, i femminicidi negli anni, nel 2021 i femminicidi sono stati 82, nel 2022 sono stati 70, quindi sono calati. Nel 2023 69, di poco, ma sono calati, meglio che il contrario. Poi quest'anno la misurazione ufficiale è fatta, appunto, e la dicevo prima, da gennaio a giugno. Insomma, sono calati sempre i femminicidi in Italia, e ditemi voi se qualcuno ve l'ha fatto sapere, cioè, o meglio, ditemi voi se a qualcuno gliene importa qualcosa. E uno, ripeto, può fare la sua battaglia a favore, oddio santo, contro il femminicidio, anche se i dati calano, ben inteso, uno la può fare sempre, ma non c'è bisogno di sparare balle. Quest'anno si sono inventati, siccome non avevano più titolo, perché i dati vedevano che calavano di qua, calavano tutto, calavano gli omicidi delle donne, degli uomini, in famiglia, eccetera, eccetera, hanno detto nei grandi giornali, certe femministe disperate e via dicendo, che facciamo? Come possiamo titolare per lanciare l'emergenza eterna che non c'è? Perché, ripeto, i femminicidi calano, e allora sono inventati che sono in aumento il numero degli autori di femminicidi italiani rispetto a quelli stranieri. Cioè hanno, diciamo, etnicizzato loro per primi. Sì, no, infatti ha fatto quello che in genere, infatti, insomma, non c'è niente da fare. Poi ecco, io nell'articolo, visto che l'ho aperto mentre parlavamo, ho fatto un paio di esempi. Dunque, allora, abbiamo detto che gli omicidi sono stati 29 solo nella metà di quest'anno, perché per avere i dati completi bisogna aspettare. Chiaro. Allora, vi leggo un po'. Oppure che gli anni scorsi sono stati appunto 69, 70, andando indietro, via dicendo. Allora, vi leggo due titoli. Allora, dato Eures, cioè che sarebbe il corrispondente europeo oddio, come si chiama? Non me lo ricordo, insomma, è una fonte comunque seria. Sono 99 le donne uccise in Italia dal 1 gennaio al 18 novembre scorso. Ah sì? 99? E che vuol dire? 99? E uccise come? Femminicidio? E dove hanno preso questi dati? Cioè, ognuno spara la sua cavolata. Però, insomma, c'è di peggio. Allora, l'osservatorio diritti dell'altro giorno titolava così: in Italia 100 vittime in meno di 11 mesi. 100 adesso, sono già cresciuti di 1. E dove erano presi i dati? Perché sono diversi da quelli del Ministero dell'Interno, del Viminale. L'ANSA che è una roba autorevole, non lo dico senza ironia. L'ANSA fa il titolo che dicevamo prima:
non in calo i femminicidi, ma in calo gli autori di femminicidio stranieri. Beh, questo è un capolavoro, significa- obiettivamente. Sì, che significa che come dire, ecco, aumentano gli autori di femminicidio italiani. Però arriviamo al meglio, arriviamo a non una di meno, Vabbè, questo mistero. Numero totale di femminicidi, lesbicidi, non so leggere, e trans asterisco cidi del 2024, 106. scusami, Sì, ma hanno scritto allora, trans asterisco cidi? Cioè hanno, come dire, il virgolettato è questo, trans asterisco cidi? Sì, non è, cioè, io ho anche scritto nell'articolo che non è un nostro errore, non è un nostro refuso per cui per sbaglio avevo schiacciato l'asterisco. Loro hanno contato i femminicidi, lesbicidi o lesbicidi, trans asterisco cidi. Non so come si deve leggere l'asterisco, quindi tendo ad arrendermi, diciamo, non ho. Ecco, quindi insomma non fidatevi di nessuno voi che ascoltate. Un attimo, scusate che... Pronto? Sì, eccoci. No, c'era un... No, sei collegato. Cercavano di chiamarmi da fuori, probabilmente era una femminista. Sarà stata una di non una di meno, probabilmente. Ecco, ma anche se ce n'è una di meno, non è che si può muovere nessuno, insomma. Quindi insomma, io pensavo che insomma, ormai sono 5 anni che basta esporre dei dati diversi e ti dicono che sei negazionista, come per il clima. Pensavo, vabbè, nel tempo si accorgeranno che insomma che sarà tutto, insomma, le cose tendono a essere normali. Qualcuno si deciderà a far notare che in Europa l'Italia è lo Stato con meno femminicidi in assoluto. Vabbè, questo è un dato rilevante. Sì, ma quante volte lo leggi tu? Se la batte ogni tanto col Portogallo, però insomma siamo cioè, ci sono stati del nord dell'Europa o anche vicini a noi come l'Austria, ma dove i femminicidi sono estremamente di più. E qua ci avviciniamo, attenzione, alla cosa più delicata, più vera e, se questa è una trasmissione dove si può dire tutto, indicibile, e quindi la diciamo. Confermo che si può dire. Allora, dunque in Italia ci sono meno femminicidi più o meno che in tutto il resto d'Europa, e uno dice meno male. Allora sappiate che se andate nel Nord Africa ce n'è ancora di meno. Se andate in Libia, in Marocco, in Egitto, però non so se possiamo dire che per questo sono dei stati particolarmente evoluti dal punto di vista. Allora, che cosa vogliamo dire? Che se invece vai in Austria e scopri che sono 3 volte tanto, vai proprio in Scandinavia e sono ancora di più, c'è qualcosa che non funziona. E allora, i femminicidi sono pochi, non perché fanno le campagne di quelle di non una di meno. I femminicidi sono pochi laddove la donna non viene considerata alla pari dell'uomo da infiniti punti di vista, e come accadeva per esempio nel mondo della mafia, prima diciamo dei corleonesi, le donne non si toccano, le donne non si ammazzano, perché le donne non contano un cazzo. Le donne e i bambini, capito cosa voglio dire? Sì, cioè ribalti il paradigma, diciamo. No, ma è così. Laddove invece la donna è emancipata, senza arrivare fino agli Stati Uniti, ma stando in Europa, lentamente più le donne e gli uomini sono considerati nello stesso modo, e più i numeri degli omicidi, che sono gli unici che dovremmo contare, tendono ad equivalersi. Cioè noi abbiamo pochi, il paradosso difficile da dire è questo: noi abbiamo pochi femminicidi perché siamo un paese ancora non siamo il paese meno evoluto rispetto ad altri, che sta arrivando con più ritardo
a certe questioni, perché abbiamo insomma una parte del paese che insomma viene da culture un po' arretrate, insomma, fino se tu vai a vedere, se vai in Calabria a vedere certi matrimoni o certi funerali, sono le donne con la veletta ancora, insomma, che sono Certo. lontanissimi parenti di altri tipi di coperture, insomma, di altre coperture che diciamo sono passate lì negli anni, perché insomma, per cui insomma però insomma mi sono persuaso che niente, non molleranno mai. No, credo anch'io. Ci sarebbe anche da chiedermi una cosa: se non sono contenti, continuano a essere, o anche gli uomini, perché ci sono tanti uomini, tantissimi uomini che siccome sono semplicemente conformi, continuano a fare questa battaglia per il femminicidio assoluto, come se fosse l'emergenza vero del paese. Però allora la domanda potrebbe essere: e quando finisce questa campagna? Quando faranno fuori solo uomini? Perché ormai non è che contestano solo, contestano gli omicidi delle donne in assoluto. Cioè, devono morire solo gli uomini? Devono ammazzarsi tra di loro? Che peraltro è quello che succedeva fino a una trentina d'anni fa, quando i numeri erano molto più alti gli omicidi maschili, perché c'erano gli omicidi di mafia. Perché i numeri hanno cominciato a cambiare quando la mafia ha cominciato a estinguersi, perché la mafia in senso cosa nostra, in senso corleonese, nessuno ha il coraggio di dire che non ne esiste più, e però appunto siccome nelle città, soprattutto del sud, non ci sono più proprio quotidianamente tutte quelle sparatorie, i negozi che esplodono, la gente che si ammazza come a Caracas, accade che il numero di uomini morti, uccisi, assassinati sia stato minore, e quindi c'è stato un riequilibrio che statisticamente tanti hanno detto: ecco, ammazzano di più donne, che intendevano dire ammazzano proporzionalmente più donne rispetto a prima, perché gli uomini sono calati come numero, perché non c'è più la mafia da ammazzarli. Insomma, sono 1000 le vie per dire cazzate su questo argomento. Sì, forse è proprio perversa la logica, come dire, appunto, che ci siano le quote, i ghetti degli omicidi, cioè no, per genere, cioè l'omicidio, come No, dicevamo in è esordio, squallido, è, è è- triste. è aberrante, tragico. Ma a tal proposito, mi colpiva una cosa del tuo discorso, no? Quando tu dicevi questa neolingua per cui il femminicidio è quando una donna viene purtroppo uccisa da un partner o ex tale, se no è un semplice omicidio di donna. A questo squilibrio corrisponde quello che secondo me è come dire, alle nostre latitudini, ai nostri tempi, esclusivamente un costrutto ideologico del patriarcato. Visto che se ne è parlato molto in Mamma queste mia. settimane, cos'è questa cosa del patriarcato, diciamo, autoriferita, cioè riferita alla società occidentale? Guarda, i giornalisti sono bravi a inventarsi di essere esperti di tutto. Quindi non penso che farei fatica a far finta anche stavolta, però devo essere onesto. Io non ci capisco niente, nel senso non riesco a capire, è così illogico il riferimento e l'utilizzo del termine patriarcato, che è un termine sociologico, voglio dire, per ribadire campagne femministe ma di più che altri tempi, sarebbe sempre stato vecchio, che francamente mi viene da arrendermi. Cioè io ho studiato, mi ricordo persino di aver studiato all'università che cos'era il patriarcato in origine, cioè voglio dire, è un sistema sociale dove insomma gli anziani, degli uomini soprattutto, comunque gli uomini hanno il potere nella società, ce l'hanno a casa, ce l'hanno nella sfera pubblica e tendono ad averlo, quindi morale, sociale, controllano la proprietà privata, e poi quello a cui si riferiscono di più i femministi è appunto l'ambito familiare, dove insomma sono un po' i capi pratici e concreti sulla donna e sui figli, no? Il papà è quello che ha insomma un certo ruolo,
la mamma, sono di più le donne che non lavorano perché c'è il patriarcato e non perché magari devono semplicemente o vogliono fare le madri o per altre ragioni ancora. E allora ha ritirato fuori questa cosa dicendo, dimenticando che il patriarcato è un concetto sociologico, così come esisteva il matriarcato, che c'era persino, voglio dire, nel nord Italia, nelle vecchie cascine il matriarcato, cioè, ovvero sia, cioè quando insomma la madre fa una funzione di capofamiglia per alcuni aspetti, di tipo soprattutto organizzativo, soprattutto nelle società di tipo contadino, dove intanto l'uomo non aveva neanche il tempo di fare il patriarca, perché si faceva un culo così nei campi, e quindi intanto la madre organizzava quando facevano 12 figli alla volta, anche se erano più poveri di oggi. E insomma, francamente il neo-riferimento mi fa venire in mente, guarda, sto andando proprio per associazione, oddio, io la mattina ho poco i neuroni, come si chiama quella scrittrice morta, quella morta un anno fa, sarta? La Michela Murgia? Michela Murgia, esattamente, che è morta, però non è che allora non se ne possa parlare, francamente. Si dice in questi casi parlandone da viva. Io mi ricordo quando giunse al paradosso di dire che persino quella in cui viviamo e per la quale sono morti tanti italiani, soldati o meno che fossero, cioè la patria, doveva cambiare nome e diventare la matria. Allora, io spero che vi rendiate conto da soli, senza bisogno che io lo sottolineo, dell'assurdo, perché la patria è già un nome femminile e invece voleva non bastava, ci voleva la matria. Insomma, questa era la cosa stavo per dire che è la cosa più assurda che ho sentito a proposito di questo termine, però no, ora che ci penso bene non è vero, c'è qualcosa di ancora più assurdo. Ed è quando mi sono ritrovato, una delle pochissime volte in cui sono andato ancora in televisione, a discutere di questi temi, e ho visto alzare il dito e accusare me o altri, o gli italiani o gli uomini o la società di patriarcato, perché c'è il patriarcato, eccetera, eccetera. Nel caso era una negra, perché scusa, io parlo alla vecchia maniera. Beh, ci fu un tempo in cui loro si autodefinivano così effettivamente, poi oggi è diventato... ma va benissimo, perché io non sono sempre di moda, perché l'ultima moda bisogna essere sempre aggiornati. L'ultima moda è, vediamo se la sai, come si devono chiamare? Di colore forse? No, sei anche tu, Sono non boomer. sei arretrato, sei mamma mia, ma di più. Bisogna dire afrodiscendenti. No, questa mi mancava. Questa giuro mi Vedi che tu magari eri ad afroamericani no, bisogna stare, è una moda questa, siccome è calata dall'alto, le mode appunto al popolo, se è un uomo del popolo si vede, sì, arrivano per ultime. Assolutamente. Allora quindi rifaccio da capo, chiedo scusa. Quindi in studio c'era anche una donna afrodiscendente, che ci metto un quarto d'ora a dirlo, che diceva, e anche un uomo, attenzione, che accusava col dito puntato di patriarcato di qua, patriarcato di là, ed erano islamici, un islamico che accusa di patriarcato, ovvero sia una religione dove la donna è ufficialmente inferiore all'uomo, ufficialmente chiusa in casa, ufficialmente in compagnia di altre donne che vengono sposate perché là c'è la poligamia, ufficialmente spesso, non solo là, ma talvolta anche qua, ammazzate in quanto troppo occidentalizzati, arrivano loro, orecchiano la parola patriarcato e noi dobbiamo pure difenderci da questa accusa. C'è qualcuno che ha scritto un libro che si chiama Un mondo al contrario, io non so, non l'ho letto, però spero che questa cosa veramente l'abbia scritta, ce l'abbia ficcata dentro. Sì, diciamo che
è stato tanto vituperato, ma è uno che ha registrato la realtà, non è colpa sua se la realtà è, come dire, sia appunto capovolta, ecco. Sì, ecco, io quindi non so dire cos'è il patriarcato, però insomma il patriarcato, allora lo spiego a un marziano, è una cosa vecchia di tanto tempo fa, in cui il padre di famiglia aveva praticamente il possesso virtuale della moglie e dei figli, e oggi ci sono delle matte, delle femministe di nuovo tipo, che sostengono che insomma l'unione del patriarcato con privilegio, eccetera, eccetera, coincide con la cultura dello stupro. Cioè, c'è è l'inizio, diciamo, della scala che porta alla famosissima cultura dello stupro, che è un'altra roba che faremo un'altra puntata, ma in cui qualcosa, insomma, lo stupro e altre forme di violenza verso le donne hanno più riconoscimento nell'ordine sociale, perché appunto alla base c'è questa roba, alla base, nel senso che significa in realtà nel 1400 hanno più un riconoscimento perché c'è all'origine questo patriarcato che fa sì che per ragioni di origine biologica, dove anche nel mondo animale l'uomo ha una funzione che non è che più che superiore, è diversa, però è dominante perché ha perlomeno un 20% di forza fisica maggiore, perché l'harem lo fa l'uomo, perché è l'uomo che va a caccia, perché ha più forza fisica, che fa sì che appunto ci sia il patriarcato anche a partire dagli animali dai quali noi deriviamo, insomma. Anzi, noi siamo animali biologicamente. Poi non so se le femministe, esauriti gli argomenti, andranno dai gorilla ad accusarli di femminismo, cioè scusa, di maschilismo e di patriarcato, perché hanno l'harem con le donne, con le femmine di gorilla che gli girano intorno e vorranno la parità anche lì. Quindi non so cosa ci attende, ma non ho nessuna fiducia. Fatevi la vostra idea col vostro cervello e dimenticate le mode. Quello è Se tu non sempre sapevi consigliabile. che si diceva afrodiscendente, meglio per te. Sì, no, io proprio lo ignoravo proprio totalmente. Non sei di moda. No, non sei woke. Ma ti dirò che sto bene anche senza essere di moda, Ah obiettivamente. sì? Ah, ma veramente, accidenti. No, io poi comincio a invecchiare, sai, non ci sto dietro, tutte queste robe. Non ci sto dietro al punto che sto compilando un vocabolario. Ma è una cosa vera, eh? C'è un vocabolario woke? Sì, per star dietro a tutte queste cazzate, per capire tutti i termini assurdi di come le parole dovrebbero cambiare, il significato, l'interpretazione delle parole dovrebbero cambiare. Nel tempo del woke, appunto, patriarcato, definizione, cultura dello stupro, per restare, guerra per salvare le balene, scriverei, non più di moda, chi se ne frega delle balene, e sostituita da altre questioni, per esempio, no? Perché è sempre importante che ci sia sempre qualcosa di... Per quello sapevi il significato di afrodiscendente, perché ti aggiorni costantemente. Esattamente, perché sto facendo un vocabolario proprio in senso stretto, con le voci dalla A alla Z, che spero di pubblicare a marzo, qualcosa del genere, o forse maggio, non lo so, però insomma dove a sommare tutte le voci del cosiddetto woke, che già woke, mi viene da dire, ci sarà anche la parola woke, che significherà praticamente forma più complicata e inglesizzante del famoso politicamente corretto. Ah, certo. Che prima di esistere a sua volta era una forma, diciamo, quella semplicemente per cui si doveva dire una parola al posto di un'altra, ma per ragioni burocratiche, perché quando ci dissero che lo spazzino bisognava dire netturbino e spazzino, netturbino e poi operatore ecologico, qua lo sapevo anch'io. Sì, alla mattina sono lento. Lì il mondo era ancora relativamente normale, cioè, dire, le parole cambiano, è normale che le parole cambino.
Cioè, magari uno, se lo chiami nel turbino operatore ecologico, che comincia a essere un po' lungo, magari ecco, no, digli spazzino e lui si sente più qualificato, non lo so. Però ecco, riguardo a altre questioni, insomma, diventa voi avrete sentito e riso del fatto che i nani non si devono, scusate, questa è una piccola digressione, i nani bisogna chiamarli verticalmente svantaggiati, l'avete sentito dire, no? Questo l'avevo sentito dire, sì, e come dire, non me ne sono fatto Cioè, tuttora una ragione. Cioè, tu sei lì, no? Magari ti guardi il film, eccetera. Ah, guarda, arriva il nano del circo, no? Ah, guarda, arriva il verticalmente svantaggiato del circo. Quello che non sapevo è che esisteva anche l'orizzontalmente svantaggiato. Non so se voglio indagare a cosa corrisponde. Dai, non è difficile. No, non pensare cose. No, il sesso non c'entra. Non pensare cose. Ok. Ciccione. Ah, no, scusa, certo. Parola che già pure se non la dici. No, Ciccione è assolutamente bandita. Ma tra l'altro pensavo mentre parlavi che in effetti, cioè, gli esiti di questa neolingua sono tragicomici. Però l'operazione è inquietante perché una delle caratteristiche principali del totalitarismo è comunque agire sul linguaggio, cioè c'è una componente anche, diciamo, certo, seria di questa cosa. Orwell, cioè il romanzo di Orwell, questo, cioè ma guarda, io sto scoprendo delle cose perché incredibile, ma c'è queste cose, ci sono paesi in cui sono molto, ma molto peggiori che da noi. Cioè, se vai in Inghilterra o negli Stati Uniti, se uno sbaglia parola, cioè, licenziano la gente. Assolutamente. Guarda, adesso ti faccio un esempio che ti dà l'idea del paradosso. Ecco, questo penso che peggio di così non possa esistere. Mi sono ritrovato, non so se un paio di anni fa, a difendere, rullo di tamburi, Marco Travaglio. No, questa è una notizia proprio in senso tecnico. Perché, allora ti spiego, aveva detto in televisione, dove era lui dalla nana, scusa, dalla verticalmente svantaggiata Gruber, che non so se avete mai visto di persona, però è oggettivamente una nana, però vabbè, se metti i tacchi risolve il problema. Assolutamente. Aveva detto Travaglio che la legislatura, secondo lui, doveva essere sciolta nell'acido, che è un'espressione forte, no? Insomma, sciolta nell'acido, come i cadaveri non sciolti, non so, dai mafiosi, diciamo. E vabbè, Travaglio dice sta roba, è un modo di dire, insomma, deve sparire, deve essere dissolta, deve essere sciolta nell'acido. Allora, sui giornali apparve, poverina, è stata intervistata anche oggi dal mio giornale, Lucia Annibali, sì, che è una donna di Urbino sfigurata, certo, con l'acido, che insomma però un po' sovraesposta mediaticamente, tramite un social, via Twitter, rispose: chi come me ha conosciuto gli effetti dell'acido si augura che questo non debba mai accadere a nessuno, insomma, e allora venne fuori una, come la chiamano, shitstorm, cioè tutto un movimento di opinione contro Travaglio che aveva usato l'espressione acido per sciogliere la legislatura, non mica una persona. Diciamo che era usata in lievissimo senso metaforico, chiaro, certo. Ma sì, però insomma è una scelta linguistica del tutto legittima. Adesso non si può più dire acido perché uno magari guarda in TV e gli viene in mente un fatto che, voglio dire, il Travaglio, che tra l'altro io ecco, mi viene in mente, ormai siamo a parole di libertà. Questo è lo spirito. 2 anni prima aveva detto, ha fatto la stessa cosa dicendo, parlava dei grillini e dicendo, parlava ai giornalisti, diceva Travaglio, giornalisti appunto perché lui non lo è, e diceva voi siete voi che pensate che gli elettori dei 5 Stelle siano tutti mongoloidi. Non l'avesse mai detto. A parte il fatto che ha ragione, nel senso, io è quello che penso, però ha detto mongoloidi.
non ha detto, non so più, ecco qua non sono aggiornato, confesso, non ha detto, non doveva usare proprio quel termine lì, non doveva dire down, non doveva, cioè che sono appunto quelli con la sindrome di Down, perché è una parola offensiva, tranne che per i mongoli della Mongolia. Tra l'altro sono gli unici che non si sono mai lamentati. Sì, lì è vero, lì si fa eccezione, effettivamente. Non sono mai arrivati in Italia a dire avete finito di dire mongoloide, mongolo, in riferimento a noi che siamo solo perché abbiamo gli occhi un po' tirati, insomma, che è la ragione per cui appunto il mongolismo in origine ha dato origine a questa espressione, e che probabilmente in futuro non ci salverà neanche da altre espressioni che non potrei più usare. Se tu dici ma sei proprio un cretino, guarda, verrà fuori qualcuno a dirti tu offendi i bambini ammalati di cretinismo, perché esistono malattie su tutto al mondo, no? Il cretinismo in origine è una malattia. Se tu sdogani la psicopolizia del linguaggio, poi questa agisce, come dire, certo, potenzialmente su tutto, no? Non c'è alcuno. Ma scusa, in chiusura volevo chiederti una cosa, sì, perché tu giustamente dici, questo meccanismo perverso del politicamente corretto, per capirci, ha origine anglosassone, no? Forse però, o meno io la penso un po' così, nel mondo anglosassone, specificamente americano, tra poche settimane arriva un tizio che forse potrebbe contribuire a salvarci da tutto questo, che si chiama Donald Trump. Tu condividi questa lettura o è troppo ottimistica? Allora, io penso che le persone in questo ambito si salvino da sole, non hanno bisogno neppure di Trump, però quello che è successo è già successo. Cioè, quello che diciamo contro il politicamente corretto poteva succedere è già clamorosamente accaduto. Nel senso che queste cose di cui stiamo discutendo, il mondo del woke, del politicamente corretto, del fatto che non si sa più come parlare, come agire, del fatto che nelle università ci sono le quote, licenziano uno se parla in un modo e non c'è più, se metti anche in clima delle teorie in dubbio Lapsus, delle teorie, ecco appunto, un lapsus. Insomma, ha vinto Trump e questo è quello che è successo. È questo per cui più che altro c'è stato un effetto. Perché? Perché il politicamente corretto, il woke, una buona parte di politica del Partito Democratico che ha abbracciato queste battaglie, insomma, con fragore, non c'è niente da fare, sono calate dall'alto. Una volta le parole cambiavano dal basso, nel senso era la gente che cominciava a parlare in un altro modo e avere abitudini diverse e via dicendo. Adesso queste sono così calate dall'alto da un esercito anche di giornalisti, cioè sono i giornalisti che dicono tu ad esempio magari dopo incontro un collega mi dice hai detto negro in televisione, eccetera eccetera, e magari non mi tolgono un lavoro in Rai, per capirci, per fare un esempio a caso, però appunto alla fine è una minoranza, anche se la minoranza che sembra una maggioranza, perché sui giornali sono totalizzanti, in televisioni sono straprevalenti, nel mondo dei libri, dove per scrivere un libro su un nero devi essere nero, scrivere un libro su una donna devi essere una donna, perché funziona così, e poi si lamentano se i libri non vendono più, e dove a forza di sterilizzare il linguaggio nessuno fa più storie forti, anche lì siamo nell'ambito di un'elite. Quindi voglio dire, è già successo che noi ci siamo salvati da soli, solo che la presunzione enorme negli Stati Uniti, che tira insomma è ancora la locomotiva nonostante tutto, la presunzione enorme del woke, del politicamente corretta, hanno confuso il fatto che hanno in mano molte leve del potere col fatto che hanno in mano tutto quanto e anche l'opinione democratica del popolo. Non è così e infatti si sono presi una trambata dalla quale non si sono ancora rimessi. Esatto, sì, dobbiamo, come dire, in chiusura innalzare un peana all'americano medio che ha smentito, no? Che li ha smentiti nelle urne, finché rimangono le urne, no? Si può ancora smentire. Sì, guarda, non voglio fare, ma non perché non mi sono posto il problema, non mi pongo il problema di quale presidente sia meglio o peggio per gli Stati Uniti. Io sono italiano e vado al paese mio, però non ha vinto
non ha vinto Trump, hanno perso gli altri, hanno fatto tutto loro. Certo, hanno perso. Anche a forza di scassare il cazzo con queste gente. Non c'è dubbio, stracondivido. Filippo, io ti ringrazio molto di essere stato con noi. E, insomma, ti auguro un buon lavoro e mi aggiornerò appena hai quel vocabolario, lo consulterò per essere aggiornato, ecco, sulla neolingua woke. Va bene. Buona giornata. Compilerò. A presto, grazie a tutti. A presto.